vediamo un attimo cosa succede. Vediamo se riesco a fare un attimo più luce. Eccomi qua. Allora, faccio questa live semplicemente per mandare un saluto alle persone che ho dimenticato di salutare. Quali? Elvis Vim, Scevelandia, quindi il gruppo Scevelandia, il gruppo di La Scimmia della Rasatura, Montefeltro, diciamo un po' tutte le persone che ho dimenticato per la strada. Ugo Maria, e alcune volte non è facile ricordarsi tutti. Appunti non ne ho, montaggi non ne faccio con vari appunti e cose varie, quindi diciamo ho fatto partire questa breve live giusto per lasciare i saluti. Spero di aver contenuto tutti, salutato tutti, Giovanni Danza, i soliti come Andrea, Fabio e tutto il resto già li ho salutati, quindi i vari gruppi di Telegram pure li ho salutati, era rimasto in sospeso un po', diciamo, i gruppi di Facebook dove ci sono, non sono presenti ovviamente sempre, qualche volta lascio un mi piace, qualche volta lascio un commento, guardo così, però non sono presente attivo al 100%. Elvis Vim, che appunto ti ho salutato, ciao Elvis, come prima, come prefazione, sto facendo questo video apposta per questo, perché appunto i gruppi Scevolande e cose varie non l'avevo salutati nel gruppo nell'ultimo video che ho fatto, ma non l'ho fatto per male, per dimenticanza, purtroppo tante cose non riesco, diciamo, a ricordarmi tutti, dovrei mettere una lista vicino per ricordarmi tutti, e quindi mi sembrava doveroso e giusto salutare anche i gruppi, appunto Scevolande, la Scimmia, Montefeltro, tutti ovviamente con tutti gli iscritti ovviamente ai gruppi, che è giusto, io saluto sempre, di solito faccio sempre un saluto a tutti quelli che mi seguono, tutti quelli che lo mando sempre il saluto, perché è giusto che sia così, e anche gli auguri, anche alle persone che non ci sono, che di passaggio, ciao Ivan. Vai a preparare, cioè, no, stasera siamo ospiti a casa dei miei suoceri, quindi non, ho- non prepariamo noi, siamo lì, sì, partecipiamo portando qualcosa, cose, però non... Passione Rasatura anche, sì, e vedi, meno male che me li ricordi perché appunto sono iscritto, tra l'altro sono iscritto anche, ma devo stilare devo fare una bella lista per mettere tutte e non dimenticarmi di nessuno. Sì, pure Passione Rasatura, sono tanti i gruppi che sono iscritto, pure i gruppi di armi, saluto anche quelli, i vari armi a tiro, eh, ricarica, eh, tutti i gruppi, perché tante volte passo, leggo come i vari gruppi di Telegram dove passo, leggo, però non lascio commenti, non lascio, metto qualche mi piace, metto qualcosa, tante volte nemmeno leggo soltanto perché poi non, vabbè, penso sia comprensibile. E soprattutto che io in casa devo coprire tanti ruoli, quindi certe volte sono un po'... Telegram è un secondo lavoro, bravo Ivan, certe volte Telegram è un secondo lavoro dove ti impegna, quando entri dentro resti, mi diverto molto pure sul gruppo Sparviamo senza pensiero a leggere, ad ascoltare i vari messaggi, le varie cose a Gigi e tutti quelli che... Antonio Amato pure che... Buonasera, ciao. Buonasera. E allora, certe volte entri dentro, aspetta, sto 5 secondi, poi ti perdi, entri Grazie, ricambio gli auguri, Crismo. E quindi sì, come certe volte mia moglie si arrabbia pure che dice, ah, avevi detto 5 minuti, ciao Andrea, Andrea sto facendo i saluti arretrati, quelli che non ho fatto ieri tu bene o male stai prendendo dimestichezza a fare i saluti che vai, ti ricordi più persone di quelle che ricordo io ne ho saltati una cifra, quindi stavo un attimino recuperando questa mancanza.
Vai a vestirti. Sono già vestito. No, farebbe pure caldo così, quindi metto qualche camicia, qualcosa di più leggero, qualcosa di più consono al il pigiama. Il più consono al momento. Tarenzi, vabbè, sì, Andrea. Ieri abbiamo oltrepassato le 2 ore di telefonata. Dove a un certo punto c'era la moglie di Andrea che bestemmiava da un lato, la mia dall'altro. Quindi, cioè, pigiama, abito di gala, pigiama è protetto dall'UNESCO. Cioè, pigiama, un bel pigiama di seta, bello, lei con una giacca di seta sopra, eh, l'anello d'oro al dito è Camorra. Cioè, no, veramente, certe volte questa cosa di... Tra l'altro sto tornando adesso, perché se no veramente stavo in pigiama, sto tornando adesso che sono andato a fare una serie di commissioni, quindi tra cui spesa al supermercato, le ultime, che tra l'altro mi dispiace pure entrare nei supermercati questi giorni qui, perché io quando posso evitare evito, perché penso tutte le famiglie dove c'è gente nei supermercati che non, quelli che non chiudono mai, e ovviamente là ci sono madri e padri che lavorano, c'è gente che... E quindi ci sono dei lavori che alcune volte sono veramente, cioè di quelli che mi è capitato farli anche a me, lavori dove mi sono trovato impegnato le notti di Natale, di Capodanno e cose varie che non li ho fatti. Pazienza, non... altri che poi, altri lavori che ho mandato a fare in culo perché, cioè, per quello per i soldi che prendevi, vaffanculo, cioè, chiedevano pure troppo. Quindi, ciao Elvis, anche a te, ti auguro buon anno. Quindi certe volte ci sono dei lavori che veramente sono brutti, ti trovi solo a vigilare delle cose, oppure con altri impieghi, con altre cose, alcune volte pure pericolosi, dove stai lì e... Durante le feste, sì, io ho detto, io l'ho fatto durante le feste che ho lavorato, cioè l'ho fatto, quindi eh, ciao 13. E quindi niente, certe volte c'è chi a volte pure penso a volte alcuni dove lavoro io, alcuni colleghi e cose che si lamentano, ma dico ci sono, abbiamo la fortuna di avere le ferie e cose varie, quindi cioè, che ben venga una cosa del genere che ci permette di stare uniti con le famiglie, con le persone care, anche se alcune volte non riusciamo proprio al 100%, in questo caso che io sarei voluto stare giù insieme a mio padre che sta da solo non credo, spero vada qualcuno, diciamo, almeno tra oggi e domani. E Gerardo, ciao, auguri. E quindi niente, questa, questa è la situazione. Ogni tanto ho bisogno di rinfrescare le corde vocali perché le mie patologie croniche della sinusite cervicale, cose varie, mi seccano molto. Non ricordo il nome di Gesù, il mio Signore, non ricordo il nome. Porca miseria. Ciao comunque, grazie, ti ricambio, ti faccio gli auguri e divertiti per le feste.
Sì, è brutto, soprattutto quando un genitore resta solo che non c'è supporto. Fino a qualche anno fa c'era pure mia madre, però purtroppo poi è venuta a mancare, quindi diciamo è un po' una cosa, soprattutto durante le festività, diventa un po' una cosa triste, però non sempre si ha la possibilità, anche dal punto di vista economico, di poter, perché poi si uniscono tante cose, assicurazione, tasse, questo, quell'altro, bollette. LM, ciao Massimo, buona fine, miglior inizio, grazie, altrettanto. Ah, sì, ma mi chiamo come te. Allora, ciao Massimo. No, che tante volte quando ci siamo commentati, cioè quando hai commentato sotto al mio canale, che mi hai scritto pure il nome, però poi passa del tempo tra tanti nomi e nomignoli che spesso si mettono, allora succede che qualche nome sfugge, allora rischi di chiamare col nome di uno o un altro e via dicendo, si crea una catena poi. E quindi, va bene, signori, io vi saluto, vi auguro una buona fine e un buon inizio. Spero di non aver lasciato nessuno dietro nei saluti. Non me ne vogliate. Saluto comunque tutti quelli con i quali ho contatti, che sia nel canale che sia fuori dal canale. E, e quindi niente, vi abbraccio tutti e vi auguro di stare bene, vi auguro tanta serenità, l'unica cosa la salute e speriamo che... eh, Andrea, auguri anche a te, poi ci sentiamo ad anno nuovo perché ci sentiamo l'anno prossimo, perché stasera stiamo 2 ore e poco. Siamo ammazzati dalle risate ieri. Quindi un abbraccio a tutti e tanti auguri. E, niente, io mo veramente devo andare a prepararmi. Sono cioè, questa è una sveglia, non è un orologio, però nonostante questo devo focalizzare l'orario perché ecco qui sì, sono le 5 e 5 minuti. E niente, ciao a tutti, di nuovo auguri.